chiaro che noi ringraziamo le persone, ma siamo una squadra in Friuli di... Consigliere dunque un'iniziativa sicuramente nobile, quella avviata in collaborazione tra l'azienda sanitaria 5 del Friuli occidentale e appunto l'azienda DESPAR, ma soprattutto importante il ritorno al territorio, e lei l'ha sottolineato proprio in conferenza stampa. Lo dico apertamente, lo dicevo quando ero sindaco, lo ribadisco qui con un ruolo diverso: le aziende devono fare in modo che la ricchezza che ottengono dal territorio ritorni un attimino nel territorio. Questa iniziativa di DESPAR lo devono, in quanto i fondi servono a finanziare dei progetti cardiovascolari sulla sanità e porteranno benefici ovviamente. L'iniziativa è rivolta alle donne. Ecco, nello specifico di cosa avrete bisogno? Nello specifico avremo la possibilità di acquisire degli elettrocardiografi molto sofisticati, top di gamma, che ci permetteranno di inquadrare e stratificare meglio le persone che arrivano in pronto soccorso o in cardiologia, ovviamente in questo caso donne, con una sospetta malattia coronarica acuta. Fabrizio Cicero, dunque, DESPAR è sempre in prima linea quando si tratta di iniziative benefiche, ma soprattutto quando si tratta di essere a contatto con il territorio. L'iniziativa possiamo considerarla rosa, rivolta alle donne, perché il mondo ha sempre più bisogno delle donne. Sì, anche quest'anno ci siamo, lo abbiamo detto prima, il 70% delle nostre colleghe sono donne. Il mondo ha bisogno delle donne, siamo convinti che il nostro supporto sul territorio possa portare a tutto questo. Abbiamo una presenza capillare, siamo presenti in moltissimi posti della regione e dobbiamo in qualche modo rendere una parte di tutto quello che noi riusciamo a fare al territorio. Il territorio ci riconosce tutto questo e noi continuiamo a sostenere iniziative importanti. Il collega Fabrizio ha già spiegato qual è l'impegno sociale di DESPAR sui nostri territori. Io mi calo nello specifico di questa iniziativa. Tutte le persone che vogliono venire a farci visita dal 23 di febbraio al 6 di marzo possono liberamente lasciare una donazione alle casse. La raccolta, quanto andremo a raccogliere, verrà donato all'azienda sanitaria numero 5 di Pordenone per un progetto che si chiama Medicina di Genere, e nello specifico i soldi raccolti serviranno per acquistare delle strumentazioni per questa specifica iniziativa.